Più di qualcuno ha brindato questa mattina per il giallo assegnato al Veneto per il coronavirus. Una notizia arrivata ieri in serata quando molti si erano già rassegnati a chiusure molto più drastiche. Io ho chiuso qui non sapendo cosa fare oggi, sì, poi immaginavo comunque che non poteva essere dall'oggi al domani. Probabilmente però i più sconfortati in realtà pare siano stati i clienti, osservando come oggi i locali comunque fossero più vuoti del solito. Una situazione che però non impensierisce i gestori già preparati a soluzioni alternative, come queste due giovani bariste che hanno inaugurato il locale meno di una settimana fa. Ci stavamo già organizzando per fare i piatti da asporto, per portare brioche e caffè in giro negli uffici. Contromisure nella più tipica e veneta arte di arrangiarsi, segno di una ferrea volontà di non fermarsi. Andiamo avanti settimana dopo settimana, però è stata una bella notizia, diciamo, quello che è avvenuto ieri sera. Poi c'è chi come il famosissimo Muscoli in pescheria ha già chiuso per un caso di contagio e che con arancio o peggio rosso rischiava di fare tutto un dritto. Titolari talmente emozionati per aver riaperto da non avere letteralmente parole per il cronista. Infine c'è chi fa coscientemente il bastian contrario. Io avrei tenuto chiuso per in modo tale di far abbassare abbastanza, al 50% la curva del Covid e riaprire con più serenità. Così credo che rischiamo o di peggiorare o di portarci avanti questi orari, perché l'importante è l'orario di lavoro. Perché, sottolinea il titolare dei Trevisi, il limite delle 18 che ieri abbiamo criticato aspramente oggi ci sembra quasi una conquista. Così ci perdiamo, credo, anche il Natale. Cioè, mi pareva un po' esagerata questa esultanza ieri, siamo gialli, siamo gialli. Ecco. Posizioni diverse che però si uniscono nell'appello a tutti i cittadini. Adesso sta a noi, come dice il nostro buon sindaco, comunque il nostro buon governatore, insomma speriamo che la gente capisca. Quindi mascherine, igienizzarsi le mani, distanziamento. Rispettate le regole per arrivare al verde, se no dal giallo possiamo passare al rosso. Di darci modo di tenere aperto, chiediamo una mano anche dai nostri clienti.